denunciato con forza già da molto tempo l'esistenza di un malaffare diffuso soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici nella nostra regione. È una denuncia precisa quella che arriva dal convegno sulla corruzione nella pubblica amministrazione organizzato a Vicenza dall'eurodeputato Sergio Berlato. Esponenti del mondo della politica, della magistratura e delle banche si sono confrontati su di un problema che pesa e parecchio sulle tasche dei cittadini. La corruzione nella pubblica amministrazione costa ai cittadini italiani 60 miliardi di euro all'anno. Pensate voi quante finanziarie dolorose ci saremmo risparmiati se riuscissimo a contrastare efficacemente questo fenomeno. Ma Berlato non si limita ad una denuncia generica del fenomeno e punta il dito sui lavori pubblici in Veneto. Dalla documentazione che mi è stata consegnata da numerosi imprenditori, che io ho prontamente consegnato agli inquirenti, risulterebbe un sistema che favorisce sempre i soliti ed impedisce alla stragrande maggioranza delle nostre imprese di lavorare, di far lavorare i loro operai. Dopo una serie di accurate indagini, credo sia il momento che i cittadini del Veneto vedano riconosciuto il diritto di sapere quali sono i nomi dei malfattori, sia tra i politici che tra coloro che operano nella pubblica amministrazione.